Adempimenti in materia di sicurezza dei lavoratori nei cantieri, con particolare riferimento al ruolo del coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori. Questi temi della quinta lezione del corso di avviamento alla professione organizzato dall'Ordine degli Architetti di Agrigento e dalla Fondazione Architetti nel Mediterraneo, che ha come obiettivo quello di fornire ai giovani architetti gli elementi fondamentali per superare le inevitabili criticità della fase di avvio alla professione. La lezione si è svolta in modalità online con l'obiettivo di ridurre i rischi da contagio Covid-19, tenuta dagli esperti Salvatore Galliano e Isabella Puzzangaro, che è intervenuta anche in apertura nel ruolo di rappresentante del Consiglio dell'Ordine. Dopo la pausa natalizia, finalmente abbiamo ripreso il corso di avviamento alla professione del giovane architetto. Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, sicurezza dei cantieri in fase di progettazione, sicurezza dei cantieri in fase di esecuzione. Questi saranno i temi che verranno trattati oggi durante questa quinta lezione, quindi durante questo quinto incontro con i colleghi. Come premessa alla presentazione degli argomenti che io stessa in una prima fase tratterò, risulterà certamente utile per ogni architetto, per ogni giovane architetto, entrare a conoscenza e quindi conoscere l'evoluzione che la normativa ha avuto nell'ambito della sicurezza nel corso dei decenni fino ad arrivare ai giorni di oggi. Parlerò naturalmente del decreto legislativo 8108, parliamo di un decreto abbastanza vasto, per cui mi limiterò a dare delle nozioni base, delle determinate nozioni che serviranno naturalmente a familiarizzare più che altro con questo tema, con questo nuovo tema che appunto riguarda la sicurezza nei cantieri. Quindi affronteremo diversi temi come per esempio la differenza tra rischio, pericolo e danno, parleremo di prevenzione e protezione, parleremo dell'organigramma aziendale, quindi le figure più importanti nell'ambito della sicurezza, quindi il RSPP, il medico competente, l'RLS, il preposto, quindi tutte le figure più importanti, fino ad arrivare naturalmente ai documenti cardini della sicurezza. Se da un lato tutto ciò serve appunto a familiarizzare, come ho già detto, con il tema, questo nuovo tema della sicurezza sui luoghi di lavoro, d'altro canto parlare appunto per linee generali servirà e faciliterà naturalmente l'approccio con il secondo intervento di quest'oggi, che è redatto appunto dall'architetto Salvatore Galliano, il quale proprio entrerà nello specifico della cantieristica, quindi delle figure all'interno del cantiere, sempre naturalmente nell'ambito della sicurezza, e quindi entrerà nello specifico nella fase di progettazione e di esecuzione appunto dei lavori. Si è concluso il quinto incontro del corso di avviamento all'attività professionale di architetto dei giovani colleghi. Ho relazionato sull'argomento relativo alla sicurezza dei cantieri temporanei e mobili. In Italia la sicurezza sui luoghi di lavoro in generale è prescritta dal decreto legislativo numero 81 del 2008. Una parte di questo decreto è stata dedicata esclusivamente all'attività di cantiere. È un'attività lavorativa ovviamente ad elevata pericolosità. Sono previste attività molto spesso ad altezze elevate, con utilizzo di attrezzature, apparecchiature e impianti, anche questi pericolosi, e quindi la norma ha stabilito la necessità di fornire degli strumenti legislativi adeguati a poter gestire la sicurezza all'interno dei cantieri. Inoltre ha stabilito anche una figura tecnica di notevolissima importanza ad elevata specializzazione, quale è quella del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dell'opera. È una figura che viene tecnica ovviamente, che viene nominata dal committente, cioè da chi commissiona l'opera, e che fa da filtro e interagisce con tutte le altre figure interessate alla realizzazione appunto del manufatto o dell'intervento. È una figura tecnica che necessita di una particolare abilitazione che si ottiene attraverso un corso di formazione di 120 ore
e di successivi quinquennali aggiornamenti di 40 ore. L'incontro ha cercato di fornire, anche se in via primordiale, i principali strumenti relativi agli adempimenti che sono imposti alla norma al coordinatore della sicurezza. E questo per introdurre i giovani colleghi e sensibilizzarli a quegli aspetti relativi alla sicurezza all'interno dei cantieri, a poter sviluppare quella capacità valutativa in grado di consentire di stabilire delle misure di natura preventiva atte a arginare eventuali situazioni di criticità che possono realizzarsi durante l'attività cantieristica, criticità che possono dar luogo anche a situazioni di tipo infortunistico anche di una certa complessità.